Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere a una cara amicizia che mi ha fatto una bellissima domanda sotto i commenti, e cioè scusate, nel riguardo a quando il Sai Baba è venuto a trovarmi ed è uscito dal mio petto, come ho fatto a non riconoscerlo. Ma prima di rispondere vi chiedo di iscrivervi al canale di Legale e al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete alle 20:30 ogni lunedì sera il Degale Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Siamo già più di 190 e i link li trovate tutti sotto qui nella descrizione. Eventualmente se vi scappa anche un commento o un super like, il vostro Marietto è sempre contento e scodinzola come Rintintin. Bene, vediamo un po' per quale motivo il vostro Marietto non ha riconosciuto il grande Sai. Prima di tutto, quando è uscito, lui fisicamente era alto 1,55 m, 1,60 m. Al di là di questo, che mi ha stupito, il vostro Marietto molte pillole le racconta short e non racconta proprio tutta la storia, per il semplice fatto che sennò ci vorrebbero code chilometriche di file. Però partiamo dalla base, cioè più o meno verso i 5 anni il babbo, il mio vero babbo, oltre che essere un cabalista, era anche uno che sapeva utilizzare l'ipnosi. Infatti, dai 5 anni ai 5 anni e 6 mesi più o meno mi veniva a prendere a determinati orari, mi portava a casa sua a 35 km di distanza più o meno, e assieme a un lim, perché in quel momento io vedevo solo un signore vestito di grigio con la barba, insieme a lui praticamente mi hanno in un certo senso, non dico lavato il cervello, ma diciamo che era lui 50 anni fa era un signore dell'ipnotismo, e quindi chiaramente mi hanno bloccato certi ricordi nel futuro. Infatti cosa è successo? Quando a 7 anni l'ho rincontrato e praticamente non sapevo chi era questo signore, e cioè mio padre, a un certo punto lui ha cominciato a raccontarmi tutta la mia vita e io dicevo, caspita, ma come fai a sapere queste cose? Chiaramente lui era anche un veggente, aveva questi doni di veggenza, riusciva a viaggiare nello spazio-tempo, ma in più era anche, tra l'altro, come si suol dire, un genio dell'ipnosi, no? Questo me l'hanno confermato anche i cabalisti. Infatti quando ero piccolino, cioè fino a 26 anni, io non sapevo neanche il nome del mio vero babbo, no? Proprio perché lui non aveva mai voluto dirmelo, perché sapeva che avevo troppi nemici che lo stavano cercando. Quindi lui è proprio, come si suol dire, questo che mi ha generato, che mi ha creato praticamente, che mi ha messo al mondo, e aveva questi doni, però è sempre stato nell'ombra, e quindi molte cose brutte lui infatti me le ha sempre volute cancellare, e me le ha cancellate 5 anni. Infatti io la partita contro i miei nemici l'ho chiusa praticamente a 5 anni, perché mio babbo mi ha sempre portato nel futuro a 5 anni, ha visto tutte le posizioni, tutte le situazioni che sarebbero uscite, e poi ha trovato delle soluzioni per cui io riuscissi a schivare l'oliva quando si sarebbero presentate. A 7 anni più o meno me le ha rispiegate, io restavo con gli occhi aperti come può restare un bambino di 7 anni, perché non riuscivo a capire cosa mi stesse dicendo. Mi parlava dell'informatica, mi parlava di alcune persone con determinati tratti che avrei conosciuto dopo 40 anni, e così è stato. Praticamente mi ha spiallato giù la vita con un tappeto rosso, sebbene ho preso tante volte colpi in testa, e anche lì ha aiutato a perdere la memoria, chiaramente. Poi chiaramente c'è stato anche un aiuto del capitano degli Alpini di Torino, che ripeto, però mio padre non ha mai avuto fiducia in quel soggetto, per il semplice fatto che non si fidava di natura di nessuno, anche perché il mio babbo non amava i geni. Se il capitano di Torino poteva chiamare i geni per aiuto, il mio babbo vero anzi li disprezzava, gli stava lontano, perché lui non aveva bisogno dei geni, era un genio di natura, nel senso aveva una dote, un DNA nel cervello che veramente al di fuori dalla media. E quindi anche se il capitano di Torino aveva 3 lauree, il mio babbo non aveva mai studiato, però ce le aveva dentro tutte queste qualità, proprio perché essendo un cabalista viveva anche in un'altra realtà. Quindi ecco perché molte volte io incontravo persone e non sapevo neanche chi era, perché non mi ricordavo più cosa avevo avuto o fatto con loro, e questa è stata anche la mia salvezza, perché sennò molto probabilmente sarei morto di pazzia. E quindi ecco perché quel giorno, quando questa veggente, io la chiamo veggente, ma molto probabilmente era molto di più, perché
il mio datore di lavoro pagava 1500 ore, scusate, 1500 franchi per farla venire e la stava aspettando 6 mesi perché era in giro per il mondo, cioè praticamente a livello italiano dicevano che era la number one. E quindi è chiaro che quando questa è venuta e ha visto un po' la situazione in quel posto lavorativo mi ha detto: guarda, tu sei fortunato perché c'è dentro la vitamina A e c'è dentro il Baba, sei un devoto del Baba che ti sta proteggendo. E io non sapevo neanche chi era sto qui, pensavo che era un demone, poi quando me l'ha fatto uscire ci sono rimasto con la bocca aperta e a un certo punto io di reazione come cristiano evangelico avrei voluto tirargli un pugno pensando che era un demone, proprio perché mi ero dimenticato. Tempo dopo ho capito cosa aveva fatto questa veggente. Devo dire anche una cosa, avevo dei calcoli immensi e questa veggente mi ha messo la mano sul petto e me li ha distrutti, infatti dopo 2 giorni sono andato alla toilette e ho fatto fuori una vagonata, quasi 2 piramidi di sassolini, no? E mi ha detto: stai morendo perché sei a 4500 bovis, ma ti do una mano. E quindi mi ha messo una mano sul petto e mi ha disintegrato questi 2 calcoli immensi che avevo, no? Quindi è chiaro che il mio babbo aveva già visto tutto quando ero piccolino, perché ha visto anche che sarei decollato a 95-94 anni. È chiaro che aveva visto tutto, però ha sempre fatto in modo che io non vedessi tutto, e quindi molte volte, anche adesso ad esempio, o magari sono in meditazione e mi vengono fuori dei ricordi che non avevo, cioè li avevo nel mio subconscio ma non li riuscivo a ricordare. E anche ad esempio con i circuiti, quando a un certo punto è arrivato il momento, sono partito e ho cominciato a stampare e divulgarli, no? Ma tutto è venuto durante la meditazione. Bene, cari amici, detto questo, ringrazio il caro William Giordano che mi ha fatto questa domanda. Se avete altre domande fatele pure sotto in descrizione, sotto la descrizione nei commenti. Il vostro Marietto è sempre felice di poter rispondere potendo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!